Allora, io ho davvero piacere di presentare il dottor Vincenzo Cordiano, che è un ematologo. È un ematologo che ha una particolare attenzione per l'ambiente e non potrebbe essere diversamente, perché dovete sapere che il dottor Cordiano ha una passione, è un apicultore, giusto? Giusto. E le api sono astutissime. Io ho un giardino in cui non ci faccio niente c'è una marea di api. Il mio vicino, che ha gli orto, eccetera, non ha neanche un'ape. È vero che hanno bisogno di un ambiente sano intorno? Certamente, sono una spia dello stato dell'ambiente, tanto vengono utilizzati anche per il monitoraggio ambientale, vengono messe come gli alveari in certe industrie attorno insomma, ai campi appunto per monitorare, perché è la presenza di inquinanti, perché anche nelle api, come tutti gli esseri viventi, possono accumularsi non solo i PFAS, ma tutta quella serie di inquinanti di cui noi stiamo parlando. E l'esposizione ai pesticidi o anche inquinanti è una delle principali cause di morte delle api, quindi di collasso degli alveari, e dobbiamo fare di tutto per difenderle. Insomma. Visto, ognuno nel suo piccolo, io lo sto facendo. L'altra cosa è che ha lavorato a Valdagno, giusto? Sì, a Valdagno, in provincia di Vicenza. E quindi da questo ha poi sviluppato un'esperienza enorme su appunto quella parola difficilissima che tutti ci esercitiamo a dire, e da qui ne ha tratto. Non solo si è trovato in mezzo, no? Volevo sapere un po', ma ha preso la cosa in mano e ne ha fatto uno studio, una serie di studi, una fonte di studio. Volevo sentire com'è andata. Sì, innanzitutto voglio ringraziare anche a nome di Roberto Romizzi, presidente di ISDE Nazionale, per l'organizzazione e l'invito a collaborare con questa splendida iniziativa. È il nostro sogno collaborare con gli ordini dei medici e qui avete creato, complimenti ai miei colleghi, veramente un esempio di quello che dovrebbe essere la collaborazione fra i medici con la nostra associazione. Io nel 2013, quando scoppiò il caso PFAS, ero presidente della sezione provinciale di Vicenza di ISDE e mi trovai a gestire questa problematica, soprattutto per fare fonte di controinformazione, bisogna dirlo, opponendomi alla vulgata ufficiale secondo la quale queste sostanze non erano pericolose, non provocavano nessun effetto sulla salute. Noi come ISDI ci occupiamo da anni, forse siamo state fra le prime società scientifiche a parlare di interferenti endocrini e io in quel periodo ero nella mia esperienza di ematologo, notavo un eccesso di mortalità per linfomi e leucemie nella provincia di Vicenza, soprattutto in alcuni comuni, studiando la mortalità storica delle pubblicazioni fatte dalla Regione del Veneto. Quando nel luglio 2013 fu annunciata appunto la scoperta di questa contaminazione, già sapevo qualcosa sui PFAS perché avevo letto, come vi farò vedere, tutti i rapporti del cosiddetto C8 panel, cioè che aveva studiato gli effetti di una contaminazione simile negli Stati Uniti, nella popolazione dell'Ohio e della Virginia, contaminati per oltre 60 anni dalla DuPont, che è una delle principali. Quindi sapevo che c'erano questi effetti tossici anche sul sistema immunitario e non mi sentii di stare tranquillo, di stare zitto, opponendomi all'azienda nella quale allora lavoravo, perché dico, io come medico, fra tutti mi sono guidato nella mia azione quotidiana, come tutti voi, dal rispetto del codice deontologico e fra tutti gli articoli che mi piacciono soprattutto il quarto e il quarto che dice che in pratica il medico nell'esercizio della sua professione non deve guardare in faccia a nessuno, ma solo il bene dei propri pazienti, e il quinto che dice che il medico deve fare un'opera corretta di informazione per quanto riguarda le problematiche ambientali e salute. E quindi, guidato soprattutto da questi due articoli, ho intrapreso una
azione di vera informazione, non stampai dei volantini che distribuimmo nella popolazione, cosa abbastanza inusuale per un'associazione di medici, e alla fine, acquistando anche una certa notorietà, ma anche un certo rispetto da parte dell'associazione di cittadini, riuscì a creare questo movimento che è culminato nel gruppo delle cosiddette mamme no PFAS, che adesso dominano la scena, che sono state molto brave a sfruttare dal punto di vista mediatico anche questa problematica, portandola addirittura in Europa oltre che in Italia. Grazie. Applauso meritatissimo. Un esempio per tutti noi, ma anche un esempio di metodologia. Da soli non arriviamo a niente. Bisogna essere assieme e coinvolgere i nostri pazienti, chi dobbiamo difendere. Questo è un esempio davvero di metodologia. Allora, quando si parla di PFAS parliamo in effetti di un gruppo di 12.000 molecole e di cui almeno 600 sono abitualmente e frequentemente prodotte dall'industria per realizzare una miriade di prodotti, i cui più famosi sono probabilmente il rivestimento delle padelle antiaderenti, il Teflon, il Gore-Tex, per la produzione soprattutto di tessuti tecnici traspiranti, ma vi ricordo che sia il Teflon che il Gore-Tex vengono... Il Gore-Tex e il Teflon sono utilizzati anche per la costruzione di protesi vascolari, protesi valvolare aortiche, di fili di sutura, filo interdentale, oltre che, per quello che ci riguarda, come contenitori degli alimenti, classico il contenitore per le pizze da sport, ma anche tutti i sacchetti contengono le patatine, fast food, eccetera, eccetera. Questi contenitori hanno il vizio di cederli facilmente agli alimenti che contengono, e queste sono una principale fonte di esposizione. Come disse il Robert Plunkett, che lo scoprì per caso, questi PFAS, il primo, il Teflon, appunto, politetrafluoroetilene, queste molecole hanno rivoluzionato tutta la nostra attività della vita moderna, dall'arte culinaria. Dicevo che le PFAS appunto hanno rivoluzionato praticamente ogni aspetto della vita moderna, dall'arte culinaria con i rivestimenti delle padelle antiaderenti alla scienza missilistica, perché senza queste molecole non ci sarebbe stata la bomba atomica, cosa molto purtroppo non è stato così, ma non ci sarebbero probabilmente nemmeno i viaggi spaziali, per cui adesso stiamo diffondendo anche queste PFAS, non solo nella nostra Terra, ma anche nel resto dell'universo conosciuto. Perché sono pericolosi? Noi ci preoccupiamo di queste sostanze per quanto riguarda gli effetti sulla salute, perché queste sostanze sono classificate come PBT, o fanno parte dei POP inseriti nella lista delle molecole della Convenzione di Stoccolma, molecole che non dovrebbero essere più prodotte. Si accumulano, sono persistenti perché hanno un'emivita lunghissima, sono indistruttibili a causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche, non esiste alcun sistema noto che possa neutralizzarle, né sistemi enzimatici, la biodegradazione, la fotosensibilizzazione sono resistenti a tutti. L'unico strumento che può in parte degradarle sarebbe l'incenerimento a oltre 1300-1400 gradi centigradi, cosa che io sappia non viene raggiunta da nessuno inceneritore oggi disponibile. Lo sa benissimo la collega Italia Murgia, che si è occupato di questo problema per quanto riguarda appunto gli inceneritori qua del Veneziano. Hanno un'emivita lunghissima, emivita perché a differenza di molte altre sostanze tossiche, inquinanti di cui si è parlato, i PFAS si legano all'albumina e non, per esempio, non si depositano nel tessuto adiposo, a differenza come fa per esempio la diossina ed altre molecole. Quindi queste, legandosi all'albumina, alle proteine plasmatiche, può essere trasportata in tutto il corpo, soprattutto negli organi maggiormente perfusi, tra cui appunto il fegato, reni, osso, polmone e cervello.
Questo è uno studio autoptico che dimostra appunto per la prima volta come queste sostanze si accumulano nei tessuti, uno studio autoptico su 20 soggetti deceduti in Spagna per improvviso, incidenti, traumi, suicidio o ictus cerebrale, infarto. Gli autori spagnoli hanno dosato questi 21 PFAS su almeno 600 che vengono utilizzati, quindi c'è questo anche il limite della ricerca dei PFAS. I più noti sono PFOA e PFOS, entrambi a 18 atomi di carbonio, quindi carbonio che sono tutti fluorurati. E la caratteristica delle sostanze perfluoralchiliche è che devono avere almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato, cioè gli atomi di idrogeno sostituiti da fluoro, e il legame carbone-fluoro è uno dei più forti in chimica organica. Praticamente richiede tantissima energia per essere costruito e altrettanta energia per essere distrutto. Quindi vedete che appunto oltre a PFOA e PFOS che non vengono più prodotti dopo gli eventi che sono successi negli Stati Uniti, non vengono più prodotti almeno dal 2000, ma ancora si ritrovano nell'acqua e nei tessuti umani a causa appunto della loro persistenza, si accumulano anche i cosiddetti PFAS nuovi, PFAS a corta catena, quelli con 4-5 atomi di carbonio, che l'industria afferma essere meno pericolosi perché avrebbero una vita più corta, molto più breve, dei 4-5 anni delle molecole che non vengono più prodotte. Ma probabilmente il fatto che abbiano meno vita nel sangue dipende dal fatto che questi si accumulano invece appunto negli organi e nei tessuti, e da lì difficilmente vengono eliminate, perché anche se l'organismo tenta di eliminarle attraverso l'intestino o anche attraverso i reni, lì interviene il processo di riassorbimento tubulare a livello renale, la circolazione enteroepatica che fa riassorbire queste molecole, e quindi c'è questa persistenza delle stesse nel nostro corpo. Visto che siamo medici, è caratteristica, ci potrebbe essere di interesse il fatto che i PFAS, per essere trasportati attraverso le membrane, utilizzano spesso trasportatori di membrana che utilizzano tante altre molecole endogene, ma anche farmaci che noi utilizziamo comunemente nella nostra pratica clinica. Per esempio, i PFAS utilizzano gli stessi meccanismi di trasporto dell'acido urico, per cui usando degli uricosurici si potrebbe influenzare non solo il riassorbimento dei PFAS, ma anche la loro, lo smaltimento dei farmaci stessi, e quindi alterare la farmacocinetica. Le principali vie di esposizione ai PFAS è rappresentata dall'acqua potabile, e vedete che ne basta veramente poco nell'acqua potabile per raggiungere concentrazioni simili a quelle che tutti noi possiamo avere nel sangue. Il 99% delle persone in questa sala hanno uno o più PFAS. Questo è uno studio americano che evidenzia come le concentrazioni mediane molto basse di 2 nanogrammi per millilitro di PFOA nel sangue possono essere raggiunte semplicemente con la presenza di 1 nanogrammo per litro di acqua di PFOA, che è una appunto delle molecole più note. All'aumentare delle concentrazioni di PFOA nell'acqua potabile aumenta parallelamente il livello di PFOA nel siero, e questo avviene soprattutto nei cosiddetti forti bevitori di acqua, coloro che bevono 2 litri di acqua al giorno, contro per esempio quelli che ne bevono soltanto 1 litro. Col passare degli anni queste molecole appunto si assimilano e possono raggiungere concentrazioni molto elevate. Ricordo che in Veneto, dopo lo scoppio del caso Miteni, sono stati messi dei limiti, però vengono autorizzati concentrazioni altissime, 90 nanogrammi per litro per PFOA e PFOS, e 300 nanogrammi per la somma di altre PFAS. Queste molecole si accumulano anche negli alimenti. Questo è uno studio per Food fatto nel 2006 in Europa, e come dimostra che appunto gli alimenti prodotti nei cosiddetti hotspot, cioè in terreni vicini alle zone di utilizzo o di produzione di queste sostanze, si possono raggiungere soprattutto negli alimenti di origine animale concentrazioni altissime. Nel caso delle uova li accumulo, può arrivare a oltre 10.000
volte quello che si può riscontrare nelle uova prodotte invece in alimenti con una contaminazione di fondo. Anche i pesci, il latte, e quindi tutti i tessuti d'origine animale tendono a concentrare, come nell'uomo, queste sostanze. Di meno succede per quanto riguarda invece i prodotti di origine vegetale, quindi il primo messaggio che si può mandare è quello che effettivamente riducendo il consumo di carne o di tessuti animali si può ridurre l'esposizione a PFAS, quindi l'assunzione di PFAS. Uno studio recente ha dimostrato anche che basta l'introduzione di fibre nella dieta come il crusca o altri alimenti di origine vegetale e lì diminuisce anche la quantità di PFAS assorbiti. Questo è lo studio fatto in Veneto, uno dei 2 biomonitoraggi sugli alimenti, che dimostra come l'11% circa, il 10-12% dei campioni prelevati nella zona, cosiddetta zona rossa, cioè quella massima contaminazione, contiene almeno PFAS in una quantità rilevabile. Gli elementi più a rischio sono, l'abbiamo detto, si confermano essere le uova, il fegato, i muscoli di carne e di pesci. E in certi pesci catturati a Creazzo nelle vicinanze di Vicenza sono state dimostrate concentrazioni altissime di PFOS, 57,4 microgrammi per chilo, cioè 57.400 nanogrammi per chilo, una quantità sufficiente a fare in modo che un uomo di 70 kg che mangiasse soltanto un etto di quel pesce raggiungerebbe, diciamo, sarebbe sufficiente questa quantità a superare la quantità massima settimanale prevista recentemente dall'EFSA per circa 4 mesi, e tenendo sempre presente che l'EFSA considera la somma di 4 PFAS, non solo del solo PFOS, come in questo studio. Ma perché sono talmente tossici? Perché vanno soprattutto ad attivare i cosiddetti PIPAR, sono recettori attivati dalla proliferazione perisossemiale. Sono tutta una serie di recettori intercitoplasmatici presenti praticamente in tutti gli organi, dove vanno a interferire soprattutto col metabolismo glicolipidico, ma interferiscono anche con il recettore nucleare, altri recettori, stimolano lo stress ossidativo, la modulazione epigenetica e forse sono anche genotossici, non direttamente, ma indirettamente attraverso la stimolazione dello stress ossidativo. Questo spiega perché appunto si possono avere effetti sistemici, come vediamo, i PFAS, come altri interferenti endocrini, sono stati implicati in tutta una serie di patologie. E vedendo un po', faccio una breve carrellata sugli studi clinici più importanti. I primi sono stati appunto probabilmente quelli condotti sulla popolazione dell'Ohio contaminata, dove il tribunale ordinò alla DuPont di finanziare con oltre 20 milioni di dollari degli studi sulla popolazione. Alla fine un comitato indipendente di esperti stabilì che nella popolazione esposta c'era un aumento significativo di dislipidemie, cancro del rene, cancro dei testicoli, malattia della tiroide, ipertensione della gravidanza e colite ulcerosa. Dopo la pubblicazione di questi studi, tutta una serie di agenzie governative e di associazioni scientifiche hanno cominciato a fare degli studi e io qui è impossibile che vi elenchi e che ve li illustri anche soltanto i principali, mi riferirò a delle review fatte da queste agenzie che hanno rivisto la letteratura. Primo probabilmente è stata la Commissione per il biomonitoraggio tedesco, che concluse che i valori limite, al di sotto dei quali probabilmente non ci sono effetti tossici per la salute umana dall'esposizione a queste sostanze, sono di 2 nanogrammi per millilitro di siero per il PFOA e di 5 nanogrammi millilitri per il PFOS. Nei soggetti che hanno persistentemente valore superiore a questi nel proprio sangue aumenta il rischio notevole di tutta una serie di patologie e condizioni che vanno da alterazioni materno-fetali, bassissimo peso natale, gistosi, diabete gravidico, alterazioni che sono state, vedremo, osservate anche nella popolazione rossa, che abita nella zona rossa, il metabolismo lipidico, una ridotta risposta alla vaccinazione, quindi a una certa immunotossicità, oltre che interferire con lo sviluppo ormonale dei bambini e con la comparsa della menopausa.
Questo è appunto un elenco parziale delle principali agenzie che si sono occupate di studiare e di rivedere la letteratura sulla tossicità del PFAS. Qui vi lascio appunto i riferimenti che possono essere trovati su internet, che si possono scaricare liberamente, questi rapporti che spesso raggiungono 800-900 pagine. Quella che più diciamo, forse torna più al nostro, può essere utile al nostro lavoro di medici, per rilacciarmi anche a certe domande che sono state fatte su come dovrebbero comportarsi i colleghi medici quando vengono a sospettare delle patologie connesse con l'inquinamento ambientale. Quindi questa è la National Academy of Science, Engineering and Medicine, all'interno della quale per la prima volta sono stati inseriti anche membri della comunità, cioè soggetti provenienti dalle comunità contaminate che hanno potuto dire la loro. Alla fine questa agenzia dice che le prove accumulate sono sufficienti per parlare di una associazione causale, quindi di una responsabilità dei PFAS nell'insorgenza di queste malattie: riduzione del peso alla nascita, dislipidemie nei bambini e negli adulti, cancro renale, anche qui riduzione della risposta anticorpale, mentre per il resto delle patologie non ci sono prove sufficienti. La cosa importante, una, perché mi piace questo studio, perché forse per la prima volta si tenta di considerare la tossicità dei PFAS come gruppo, come miscela, e non come singola sostanza. Lì hanno preso in considerazione una miscela costituita da questi 7 PFAS, che sono quelli più 5 PFAS, scusate, che vengono considerati più presenti nella popolazione americana. Alla fine ha detto che da un punto di vista clinico, da un punto di vista pratico, i pazienti e i loro medici non devono preoccuparsi se i PFAS hanno una concentrazione nel sangue inferiore a 2 nanogrammi per millilitro, mentre per concentrazione fra 2 e 20 nanogrammi per millilitro nel sangue si possono avere possibili effetti avversi, soprattutto in certi sottogruppi di popolazione, mentre nei soggetti che hanno più di 20 nanogrammi c'è un aumentato rischio di effetti avversi, e per cui si può prendere in considerazione anche di una certa modificazione della pratica clinica quotidiana. Al di sotto di 2 nanogrammi i medici non devono fare nessuna variazione delle best clinical practice, no, dell'usuale migliore pratica clinica. Quando si trovano soggetti che hanno tra 2 e 20 nanogrammi per millilitro, si può consigliare, oltre ad eliminare l'esposizione alle PFAS quando sia possibile, soprattutto nelle donne gravide, anche di inserire fra il pacchetto di esame, diciamo, uno screening per la dislipidemia con questa periodicità, uno screening per ipertensione gravidica ad ogni visita prenatale, anche uno screening per cancro della mammella, secondo le linee guida per età e altri fattori di rischio. Invece, per quelli che hanno più di 20 nanogrammi si deve effettuare lo screening per dislipidemia nei pazienti che hanno già da bambini, fin da più di 2 anni, oltre allo screening sempre per l'ipertensione gravidica, poi cominciare a chiedere ad ogni visita i test tiroidei e valutare la presenza di sintomi per cancro del rene o attraverso l'esame urine per i soggetti superiori a 45 anni e la valutazione per sintomi e segni di cancro testicolo o di colite ulcerosa per i soggetti sopra 15 anni. E questo è uno studio forse più recente ed è importante perché è fatto sulla popolazione generale degli Stati Uniti, quindi questa coorte di soggetti che vengono seguiti per anni, ogni 2 anni vengono sottoposti a questionari e a prelievi, e lì per la prima volta appunto si dimostra come nella popolazione generale esposta, cioè a basse concentrazioni di PFAS, si possono ottenere, appunto, si sono stati dimostrati eccessi di mortalità per ogni causa, mortalità cardiovascolare e mortalità neoplastica. Una cosa che fanno gli autori di questo studio è anche quello di cercare di calcolare l'effetto di popolazione, cioè il contributo che i PFAS danno alla mortalità. Secondo queste stime, tra il 1999 e il 2014 l'esposizione al PFOS ha provocato negli Stati Uniti oltre 382.000 decessi per ogni causa, cioè il 15,4% delle morti negli Stati Uniti sarebbe imputabile all'esposizione della popolazione generale, quindi non degli operai
o di persone che abitano nelle zone, in vicinanza delle zone più contaminate. Quindi 382.000 morti, 109.000 per cause cardiache, 106 per cause neoplastiche. Un'altra cosa interessante di questo studio è che dal momento che questi PFAS-2 non vengono più prodotti, PFOA e PFOS, le concentrazioni nel sangue stanno diminuendo, mentre purtroppo stanno aumentando le concentrazioni di quelle PFAS che vengono utilizzate dall'industria in sostituzione di PFOA e PFOS. Quindi hanno notato che nelle persone in cui le PFOS diminuiva dalle concentrazioni, diciamo, superiori al terzile più alto a quello più basso, la concentrazione, il fattore attribuibile alla popolazione, cioè il numero di decessi, scendeva da 382.000 a 69.000 all'anno per ogni causa, da 109.000 a 18.000 per cause cardiache, da 106.000 a 19.000 per cause neoplastiche. Secondo me questo è uno studio definitivo che dimostra chiaramente, in modo inoppugnabile, come le PFAS siano cause di malattie e soprattutto anche come, riducendo l'esposizione a queste PFAS, si possa fare un'opera molto utile anche alla sanità pubblica in termini di risposta. Rapidamente, se ho ancora tempo, già penso di aver sfondato, vi darò soltanto una rapida carrellata degli studi fatti in Veneto. Quella era la zona rossa, sono 23 comuni distribuiti in 3 province, contaminati soprattutto perché ad Alonte Lonico c'era una centrale di potabilizzazione dell'acqua che forniva l'acqua potabile, inquinata dalla Miteni a più a nord per decenni, che scaricava appunto nei fiumi. Questi fiumi hanno contaminato le falde acquifere, sono arrivati al Campo Pozzi di Alonte Lonigo, provincia di Vicenza, dove l'acqua forniva l'acqua potabile a partire dagli anni 1980 a 23 comuni almeno, province di Verona, Vicenza e Padova. Il primo studio è stato condotto da noi di ISDE, assieme a quelli dell'Enea, è uno studio di mortalità, studio ecologico, che valutando le cause di morte, le schede Istat che ognuno di noi compila in occasione dei decessi, notammo che c'era a partire dagli anni 1980 fino al 2010 un eccesso di mortalità pari a circa 30 morti all'anno in più rispetto alla mortalità generale del Veneto. Questo è lo studio, in breve non mi soffermo, in pratica confronta uno studio poi fatto anche dal studio epidemiologico regionale del Veneto, servizio dal SAR Veneto, dimostra appunto entrambi come ci sia un eccesso di mortalità negli stessi anni, praticamente per le stesse cause, con le stesse percentuali, sia nei maschi che nelle femmine. Per quanto riguarda la mortalità tumorale, noi non abbiamo evidenziato nessun eccesso di mortalità, invece il SAR evidenziava un eccesso di mortalità per cancro della mammella nelle donne, statisticamente significativo. Quindi c'era anche questo, in entrambi i sessi, un eccesso di mortalità per diabete, malattie cerebrovascolari, infarto, e per la prima volta noi mettemmo in evidenza come ci fosse anche un eccesso di mortalità per Alzheimer, e confermato dal SAR, che parlava anche di effetti neurotossici possibili, perché oltre all'Alzheimer c'è anche il Parkinson. Come sapete c'è questo studio, la Regione ha preso, diciamo, sotto osservazione queste oltre 120.000 persone residenti nella zona rossa con di età compresa fra 14 e 65 anni. Finora sono stati spediti 89.000 inviti, soltanto purtroppo il 60% circa ha aderito all'invito, si è sottoposto ad esami periodici e a visite con percentuali leggermente più alte, probabilmente nelle fasce più giovani, che forse sono più interessati alla loro salute. Qui si raggiunge circa il 75% di partecipanti. Cosa è successo? Vediamo quali livelli sono stati raggiunti in questa popolazione. Un minuto e finisco. Di 12 PFAS che vengono ricercati nel sangue appunto dei soggetti residenti nella zona rossa, 3 sono presenti inoltre praticamente nella totalità dei soggetti esaminati. Quindi PFOA nel 99%, PFHX, gasse atomo di carbonio al 96%, 99% nei soggetti con meno di 14 anni. Le percentuali salgono leggermente
anche per le persone diciamo, più adulte, dove compaiono anche altre molecole in quantità superiori al PFNA, che è 9 atomi di carbonio nel 53% circa della popolazione, questo 10 atomi di carbonio nel 23%, a dimostrazione che più continua l'esposizione a queste molecole, maggiormente è l'accumulo nel sangue. Questi soggetti, come dicevo, sono sottoposti a visite periodiche, ad esami di laboratorio. Qui vengono messi tutta una serie di parametri che possono essere collegati con l'insorgenza appunto di patologie che la letteratura dice possono essere provocate da PFAS. Vedete come la percentuale, per esempio, di soggetti che hanno una creatinina fuori norma aumenta progressivamente fino ad arrivare al 7-8% dei soggetti sopra 65 anni, ma qualora venga calcolata la velocità di filtrazione glomerulare, la percentuale dei soggetti con alterazioni, quindi possono essere a rischio di insufficienza renale cronica, sono l'82%. Lo stesso si dice per esempio con il colesterolo totale, circa il 60% degli sessantenni può avere una dislipidemia, un colesterolo elevato, qui aumento anche dei trigliceridi. Lo stesso vale per il TSH, devo dire vero, anche se le malattie della tiroide vengono considerate come una possibile causa di disteroidismi, questa, diciamo, la percentuale di TSH elevato non è molto di gran lunga superiore rispetto a quella della popolazione generale. Questi risultati, diciamo, sono stati oggetto elaborati di studi condotti quindi da statistici della Regione Veneto. Si dimostra in pratica, per farla breve, come sia negli adolescenti, negli adulti, nei soggetti quindi sia negli adolescenti, nei soggetti di età maggiore, tra 20 e 39 anni, negli operai della fabbrica, nelle donne gravidi, c'è un'associazione statisticamente significativa con esposizione a uno o più FAS e aumento dei livelli di colesterolo o di trigliceridi o di lipoproteine, apolipoproteine, eccetera, nel sangue. Quindi questo significa che si tratta di una popolazione a rischio per malattie cardiovascolari e questo può giustificare appunto le osservazioni che avevamo fatto noi all'inizio di questa aumentata mortalità per cause cerebrovascolari e infarto del miocardio nella popolazione dell'area rossa. Quindi io mi fermerei. C'è un'altra cosa interessante che depone a favore di una certa immunotossicità di queste sostanze, è il fatto che nell'area rossa è stato dimostrato un eccesso di mortalità del circa il 50% in più di mortalità per Covid nella zona rossa rispetto alla mortalità generale. Io mi fermo qui e sono disponibile per... Una considerazione, dobbiamo aspettarci una diminuzione di questi effetti oppure purtroppo verranno compensati dall'aumento di altre sostanze? Una domanda come medico, cioè quando è che dobbiamo pensare a fare il dosaggio al nostro paziente al di fuori della zona rossa, che lì è chiaro, e l'altra come cittadino, a parte che avevo già preso in considerazione di prendere un oricosurico mentre parlavi, ma comunque, a parte questo, dal punto di vista così come condotta personale, che magari possiamo consigliare anche ai nostri pazienti, cosa dobbiamo fare? Roberto, mi fai troppe domande, ormai la memoria, anche perché abito in quelle zone, quindi un po' di effetti neurodegenerativi, comincerà a farsi notare. Quindi la prima domanda era come? La prima domanda è se dobbiamo aspettarci. Sì, allora dobbiamo aspettarci. Cosa si sta già verificando? Appunto una diminuzione. Io non vi ho fatto vedere una diapositiva, però nei soggetti che partecipano allo studio, quindi ogni 2 anni, una parte, circa 1 migliaio, hanno già fatto 2 round, come li chiamano loro, di esame di viste. Si vede che già a distanza di 2 anni, in questi soggetti giovani, le concentrazioni di PFOA e PFOS sono ridotte del 50-60%. Quindi praticamente senza fare nulla, sono stati applicati dei filtri, quindi dei filtri a carbone attivo che hanno ridotto la concentrazione di PFAS nell'area rossa praticamente a 0, al di sotto del limite di rilevabilità della metodica.
Però resta tutto il resto della popolazione, tra cui noi, perché anche noi, ripeto, non dobbiamo considerarla solo come un problema degli abitanti della zona rossa. I PFAS, uno o più PFAS, si riscontrano nel 99% della popolazione mondiale. Sono stati riscontrati anche negli eschimesi, al nord nella popolazione delle Faroe, delle isole sperdute, che sono a 2000 km di distanza dalla Groenlandia, anche se fanno parte della Groenlandia. E lì il professor Grandjean, uno dei massimi esperti di questa problematica, che è stato anche scelto come consulente dalle mamme PFAS nel processo che si sta svolgendo a Vicenza contro la Miteni, il professor Grandjean ha dimostrato praticamente come gli effetti immunotossici, gli effetti sul metabolismo osseo dei bambini insorgano anche per concentrazioni inferiori ad 1 nanogrammo per millilitro di PFOA. Ripeto, penso che non ci sia nessun soggetto che abiti nel mondo cosiddetto civile che abbia meno di queste concentrazioni. Quindi sì, da una parte le molecole quelle storiche, PFOS, stanno diminuendo, però come dimostra anche, ve l'ho detto, le osservazioni e lo studio della popolazione, stanno aumentando anche altre molecole che invece l'industria sta utilizzando in sostituzione delle due la cui produzione è stata vietata. Per quanto riguarda il dosaggio, non è possibile farsi il dosaggio dei PFAS. Possono accedere a questo privilegio soltanto gli abitanti che abitano nella zona rossa. Si tratta di esami sofisticati, molto costosi, e non esiste alcun laboratorio pubblico o privato in Italia che riesca a fare quel dosaggio di questi composti nel sangue. Tant'è vero, a dire vero, ce n'era uno a Oderzo, in provincia di Treviso, che però poi chi dice che è stato fatto chiudere, comunque ha chiuso, ha venduto, e adesso non fanno più il dosaggio di questo PFAS. Un soggetto privatamente poteva farsi ricorrere. Sapevo di questa cosa. Praticamente avevano fatto una convenzione con i cittadini lì di Montecchio, della provincia di Vicenza, per cui pagando 100 euro, mi pare circa il 100 euro, ti facevano il dosaggio di 8 PFAS, loro venivano lì a fare prelievo e poi te mandavano. Quindi adesso non è più possibile, il dosaggio del PFAS può essere fatto soltanto nei laboratori di ARPA, quindi l'Associazione regionale per la protezione ambientale del Veneto, che ha 3 laboratori, Padova, Vicenza e Verona, però lì possono accedere soltanto nessun altro cittadino può farseli, a meno che non mandi il sangue all'estero, tipo soprattutto in Belgio o in Germania, cose che hanno già fatto anche dei cittadini che abitano attorno all'area rossa, che si ritrovano ad avere concentrazioni molto alte e per i quali non è previsto nessun piano di sorveglianza. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Questa è la domanda delle 100 pistole. Io dico, per non essere più esposte al PFAS bisognerebbe tornare praticamente al 1938, quando questo Plunkett scoprì. Cioè ormai i PFAS sono dappertutto, in centinaia di applicazioni, alcune le ho già detto prima, nei cosmetici, nei prodotti per la cura dell'igiene personale ma anche della casa. In tanti prodotti, applicazioni hanno sostituito l'amianto come isolanti nelle vernici, nelle benzine come antidetonanti, e chi ne ha più ne mette. In pratica qualsiasi superficie che non assorba contemporaneamente acqua, grasso, sporco, olio, potete stare sicuri che contenga almeno una PFAS. Di queste sono state riscontrate nella polvere di casa, di tutte le case e uffici che sono state esaminate in tutto il mondo, nell'acqua piovana, perché queste sostanze ricircolano. Sono state trovate a 8.000 metri di altezza sull'Everest, a 8.000 metri di profondità nella fossa del Giappone. In certe zone degli Stati Uniti piovono PFAS a catenelle, si può dire, con concentrazioni altissime, superiori a quelle concesse nell'acqua piovana. Quindi questo implica tutta una serie di discorsi dell'agricoltura biologica, dal riciclaggio, dal compostaggio, perché anche chi effettua il compostaggio, lo smaltimento dei rifiuti organici in modo corretto, alla fine nel proprio compost, col passare degli anni può
vedere aumentare le concentrazioni di PFAS presenti nel compost, perché queste, ripeto, sono indistruttibili. Vengono dette molecole per l'eternità, perché appunto, da quello che ne sappiamo, una volta immesse nell'ambiente, vi resistono almeno per 2000 anni, quindi vedremo fra 2000 anni poter rispondere alla tua forse domanda. cominceremo dalle In pratica è difficile, perché ognuno di noi ha questi PFAS addosso. Il PFAS li respira anche di notte, perché appunto si depositano nel pulviscolo, essendo adoperati come insetticidi anche. Alcuni PFAS sono insetticidi. Il PFOS, per esempio, viene ancora prodotto in Brasile e utilizzato contro le termiti giganti. Entrano probabilmente nella costituzione degli insetticidi, come diceva Giacomo, come coformulanti, e nessuno sa quanto ne contiene. Uno studio negli Stati Uniti ha trovato che almeno il 70% dei prodotti antizanzare contiene uno o più PFOS. Quindi, Bene. Scusami, non volevo ripeto, bisognerebbe interromperti. non tornare alla vita di una volta. Allora eliminiamo le pentole col fondo che, eliminiamo troppi spray antizanzara. E c'è qualche domanda? ARPA, che faccia emergere come anche ARPA faccia parte della cura dell'ambiente. A volte non sembra che non siamo parte della cura dell'ambiente come in realtà dovremmo essere, e per questo le chiedo, la DGRV, la delibera della Giunta regionale mette un limite, secondo lei, ai PFAS? I 90 nanogrammi e i 300 in sommatoria sono un limite? E aggiungo un'altra cosa, perché lavoro in ARPAV, ma anche sono un cittadino. Secondo lei le risorse, cioè trovare degli strumenti, parlate tutti di dati analitici, però ci vogliono gli strumenti, bisogna comprare gli strumenti, bisogna mettere appunto le metodiche. Per i PFAS non c'erano. Bisogna comprare i reagenti, avere le persone, i frigoriferi dove mettere le cose, per poi dare a voi dei dati che siano attendibili, che vuol dire veramente comprare anche gli standard. Secondo voi, per poter poi voi portare delle osservazioni, tutto questo viene fatto? Perché senza i dati io non lo so, ma devono essere dati, non numeri. Il dato è un numero ragionato. Grazie. Allora, rispondo alla seconda domanda. Effettivamente io sono molto, mentre anche i colleghi di ISDE stanno conducendo una battaglia secondo cui tutti i cittadini avrebbero il diritto di farsi il PFAS nel sangue. Io dico che dal punto di vista pratico non è possibile questo, anche perché non c'è un rimedio che ti possa far eliminare il PFAS dal sangue in breve periodo di tempo. Il problema di costi, ma anche il problema di smaltimento dei rifiuti potrebbe anche essere un argomento per il prossimo congresso, perché ISDE fa parte anche, assieme a Slow Food, del movimento per la riduzione degli esami inutili. Quindi, considerando che per la preparazione degli standard ci vuole anche, se non sbaglio, materiale radioattivo, quindi andrebbe cominciare ad aumentare anche la produzione e l'utilizzo di sostanze radioattive. Quindi in questo momento io non vedo alcun ruolo per un dosaggio dei PFAS in modo indiscriminato al di fuori di programmi di biomonitoraggio. Per quanto riguarda l'altra domanda, per me i limiti sono completamente arbitrari. L'ho detto nella diapositiva, l'ho fatta scorrere, l'unico limite è 0, presente negli alimenti, nell'acqua potabile e anche nel sangue, come disse un famoso dirigente della Regione Veneto, che adesso ha fatto carriera, si trova a Roma, nel congresso che si tenne nel febbraio 2017 a Venezia. Queste sostanze, essendo estranee, non essendo sostanze naturali, non dovrebbero esserci nel sangue dei nostri cittadini, a cominciare dal suo. Quindi per me i limiti che vengono messi sono limiti completamente arbitrari, privi di qualsiasi validità scientifica, fatti soltanto ad uso e consumo delle industrie che li producono e inquinano ancora oggi, purtroppo. Dottor Gasparini? Una domanda veloce. Ma in natura questo legame così forte fra carbonio e fluoro esiste oppure? Sì, non esiste assolutamente in natura. Questo. Chissà perché non esiste, ma...
Bene. Che probabilmente ci sarà un motivo, perché ripeto, ci vuole una quantità enorme di energia per realizzare, probabilmente non è economico dal punto di vista della convenienza. Allora è economico per le ditte che lo fanno, evidentemente, dai. E cosa volevo dire? È molto interessante il fatto che ci sia anche questa cosa verso lo spazio, no? Che senza il FAS non si va nello spazio, no? Lei l'ha detto, effettivamente, sì. perché queste sono molto forti questi legami, di conseguenza quello che tu produci come sostanza ti permette di arrivare su posti estremi che non sono certo quelli della Terra. Ed è, io ieri, anche oggi, se intravista, ma alla conferenza stampa di più, collego molto questa cosa dello spazio alla natura, no? Perché è proprio la nostra pulsione che abbiamo verso... E quindi tutto collegato, è facile capirlo questo.